Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benivenidos e beniveniusu a un altro più nuovo poca bogi. Sa mandata in lingua sarda che vuole di donare i bogi a chi ne ha di decidio de bifi, traballai e frincai in Sardegna. In questo topio si chiuso su viaggi nostro menis comunus pitticus de Sardegna, che gerranta poi non si sbuidai. Custarta si usu in Seullu, bidda de centenarius, cannottu de pago commenti de uno dei logos azullus, blusons de su mondo. In noi sta allungaria de sa vita est un dono preziato de sa comunità. E noi, s'arribu di primus visiteris, ha di donau froano a iniziativas locali che contano un luogo bio e creatori. Sul laboratoriu su de Singiu, in cui grazie a sa donazione de dus artisanas de su Dessio, si poden preziare burras originali e unicas. Local Digital Project, un'azienda de comunicazioni giovana, nasce da un bisogno de tresi giovani de Inia, che si aiutano con i social per fare conoscere sul luogo e i meraviglie de cosa sua. È Secco Museo de su Frumento Sarto, che concorda da sa cattosità di poi visiterisi, che in moi lompinti di tutto sul mondo. Seullu non è vetti un luogo per fare visita, ma un esempio di come sa mantia e sa vrozza potenti fare mutai e disattinus in bagas. Esti un probo che, finse sa in iscomunus pitticus, bumbiada un ugoro mannu, capace di allogare costumanzias a cattosidadi e penidori. Faccio questo traballo da quando fui picciochedda, che stia mamma mia e de essa apprendi quest'arte. Traballa in su dell'argio. Un'aschia a Ruiasa, non sei de Seulu, babbo mio fu di Seulu, sei in noi da quando fui picciochedda praticamente, tenia 18 anni quando mi sono cogliata. Questo traballo dove diventa la famiglia mia, a Ruiasa, poi quando si veniva a noi, babbo mio e mamma mia mantenevano dell'argio e traballavano pagaicci, poi appo dentro famiglia, appo dentro 3 figli, appo un pago interrotto, quando funti cresce uno pago, appo torna a cominciare. Ed è santo su siamo sempre traballando, nasce praticamente, e mi ha fatto un laboratorio noi a Seulu, per questo motivo, appo conosciuto a questa collega mia, Maria Rosa, ed è santo su, degli anni 90, si sono sempre pari, si sono sempre traballando. Io sono Maria Rosa, nasce a Sorgono, però ho vivuto sempre a Seulu e niente, a cidade de 17 anni mi sono iscritta in una cooperativa, però ha fallito e veniva a mamma e film e non si è imparato.
Però non è stata annanti, portavo 100 concasa, 100 berritas, non dio che auspè. A posti un po' di tempo, ho cominciato con un'altra picciocca di Ida, Natalina, e nuda, io traballavo a metà tempo, ho lasciato questa società, e in 3 mesi sono imbucata a Vince Vilma, e sta parlata con noi, e da cui è partito tutto. Io traballavo a metà tempo su questa società, però non sapevo se più serrai, io traballavo un periodo come hobbista, e poi nuda, poi io sto a cominciare in noi, in questa omicida del nonna, e sto traballando Deo e Vilma, Deo come hobbista e Vilma come artigiana, narius. Quest'arte veniva, sa mamma e Vilma hanno imparato, veniva con un mesetto, mi pare cavuti, e quindi non abbiamo imparato issa. Questo lavoro a me mi serve come cura, cioè quando già traballare io mi scaresce tutti i problemi, ci vuole in fora, di uomo, villus e tutto, ognuno si arrangia, da comprendere, ed è una sempre che è una terapia però meta costruttiva. È stato proprio una cosa naturale, da cominciare mi piaceva a me, mi piace di tuttora. In suo tempo è diventata una cosa a me da pruso importante, e cresce a me in suo tempo, è cambiato totalmente il suo lavoro, però non difficile, poi questa passione si accompagna da tutto questo percorso. All'inizio si trabalhava tipo negozi e calenco privato. Poi con il tempo, in collaborazione con gli architetti, anti rende questo lavoro meda più importante. Mi piace di questo lavoro creare, a possibilità di un tappeto che pare che non ci arrennescevo, a sperimentare cose nuove, e poi quando dobbiamo finire, è tanto qui è una soddisfazione enorme. Manco noi non si immaginavo che arrivava a fare certe cose. Facevo il suo disegno, vedevo la misura, i colori e in base a ciò che vedi dei suoi clienti noi cerchiamo di accontentare. Può essere su privato, che può essere una coppia di anziani, può essere una coppia di picciochetti. La cosa bella è che noi i giovani sono dovuti rivalutare in meta questo lavoro e quindi ho una meta soddisfazione. Poi due stessa parte dei clientela di negozi, anche lì traballavo su meta, e poi due stessa parte degli architetti, meta importante questo lavoro, che si progettano e noi realizziamo i spazi poi musei, e gallerie, insomma, ultimamente io ho dentro questa fortuna di venire anche in gallerie meta importanti, Roma, Milano, e quindi soddisfazione se punti stati a medas. Non c'è un tappeto in particolare, non c'è, poi questa clientela è vasta e proprio non c'è. C'è una richiesta di suo tappeto personalizzato. C'è uno di un certo arredamento, un certo mobilio, pedidi, uno tappeto ci si adatti a questo mobilio e a questo ambiente. Non tengo uno demma ci preferisco, poi traballavo in base a suo ordine a gente, però tenevo a dei spezzi disegnati da noi, fatti da noi. Tenevo un arazzo che si inserisce da madre e figlia, è un arazzo disegnato per rappresentare su chi sia da mia mamma e su cui mi ha trasmesso. Di tenevo un altro che si inserisce da anima,
anime e questo rappresenta il nostro genitore che non ci punti bruso. Di Neus Medasa, uno rappresenta sul logo, Gesù Vatto, il percorso Gesù Vatto con Maria Rosa. Poi noi trabalhamos de medas anos, teniamo una società, di piacerai, o crisi, poi io torno cominciare in questa home, di sa nonna, e io fio rappresentare in questo tappeto la storia nostra, e questo tappeto si inserisce da il filo della vita. Ne ho fatto uno in particolare, che rappresenta da Blue Zone, in quanto Seul è una idea che fa parte della Blue Zone. Io voi in amministrazioni comunali, medas anni fa, e fu anche professor Pulen e dottor Pes. E io mi fui affascinata a me da intendere questa storia, poi adesso si è raccontato che a Suba di una 500 girante a Sardegna e con un pennarello blu marcante i paesi che tenevano un'alta percentuale di centenarios. E io poi rappresentare in questo tappetto i Vidasa, su grafico che stiniedo e poi i vari centenarios. È un tappetto che sono molto orgogliosa, poi rappresenta la Ida e la nostra creatività, la nostra arte, il nostro lavoro. Commenti tutti tra ballos artigianali, olli di metà tempo si può duvare e i giovani hanno difficoltà, ma giustamente noi donaremo sempre che un giovane per poter iniziare quest'arte, questo lavoro, deve essere aiutato, se non ti aiutano è impossibile e quindi noi siamo cercando di mandare. Tempo sciai nos ha mandato un'email con questa picciocca dei continenti, voleva venire a imparare. All'inizio non si è sparta una brulla, però poi a Savina no, te andai a imparare a traballare. No, ok. A parte che in tutta la Sardegna da cattavo gente poco disponibile ci desse di imparare a traballare a Sudelargio. E venia e sta barrata affascinata di questo mondo, un areuso, e ci sta barrata, ci dette da barrai 15 giorni, ci sta barrata più di un anno. E ad imparare bene, però noi è brava sia da traballare, però a creare, a sperimentare cose nuove, a fare disegni diversi. Poi sa di studiare e quindi è brava a creare, a fare, a comprendere un disegno, poi dopo riponere, vabbè, dopo venire su da largo, no. Ancora deve fare metà cammino, però no, a disegnare a metà brava. Per fare un tappetto, tecnicamente questionando, si deve fare a certi passaggi. Noi cominciamo con questa pannuga. In questa pannuga deve essere su materiale che deve usare, che può essere lana o cotone. Con questa pannuga noi abbiamo spipionisi che hanno gusto sui spipionisi, uno per uno, e questo a bello creando il suo disegno. Poveri mai questi spipionisi, si deve usare questa cascia. In questa cascia deve essere un pettine che battendi prima del suo traballo e il suo traballo dovremmo usare con questa spola che passa da questa dramma. E quindi due questa dramma, sordio, su drammoni e punti basi principali si può fare un tappetto. E passata dopo passata si prende sul disegno, si inizia a creare questo spezzo. Quindi questo traballo per un crasi dobbiamo critico. Poi i giovani non volenti, cioè non volenti, lo comprendo pure, poi non c'è di, cioè uno stipendio ad uno non è ribada e quindi poi i giovani si è difficile
e mi dà difficile gusto. Sono Mauro Loddo, traballo e vivo in Seulu e in paese a Giulia Caggiari, l'area Murgia, e ho scelto questo progetto di comunicazione ci si inserisce da Local Digital Project. Quando ho iniziato con il Local Digital Project non si è usato a causa che fare impresa in una ida non fate Seulu, ma a Pettotto in Sardegna è difficile in meta. Poi prima di tutto manca sa formazione. Le imprese inizialmente non si pareva che si accontentano, poi teniamo questo ci teniamo e è andata bene aici, ma la verità è che sta cambiando la mentalità. Certo, manca questa formazione, manca ancora questa formazione, però qualunque cosa si muove. Local Digital Project è un progetto per aiutare le imprese a non fatti di Seulu, ma di Barbagia, di Sarcidano, a fare comunicazione digitale. E ho fatto un traballo di social network, di web, sito web, gesto su web e comunicazione in generale. Una comunicazione per le imprese e gli imprenditori che vogliono cercare di far conoscere l'impresa sua, l'attività sua, prima di tutto ai sardi, ma poi fino a livello nazionale e a livello internazionale. Poi sul progetto si è spostato fino in Castello, fino a eventi, a manifestazioni e tanto a mangiare sul progetto. Quando ho incominciato, gli imprenditori non pensano manco a fare comunicazione in generale. Questo ci ho fatto in 3 anni è di importanza, secondo me, perché in noi la gente pensa a comunicare, a fare birra a vaidi sul prodotto, si fa di birra. Questo ha portato a diversi progetti di comunicazione in paese a su comune. E ho seguito questo trabalho di Visit Seulu, che è il canale principale turistico istituzionale di Saida. E ho lavorato a Belvi Turismo in paese altre società di comunicazione. Noi speriamo fare birra a vaidi un comune, fare birra a vaidi sul settore del turismo in una ida. Seulu è imboccato da 3 anni a oggi in cui ci narravo su Blue Zone, quindi dunque questo traballo di importo è stato far uscire a questa gente che Seulu è una ida di centenario. Blue Zone, in tanti ho spiegato l'inai Blue Zone l'inai non è semplicemente un pennarello blu in una cartina e hanno disegnato il logo più longevo sul mondo col pennarello blu. In bidda, casualmente, facendo una statistica, una ricerca in archivi comunali, hanno visto che c'è una media incidenza di anziani, quindi di longevità. Hanno cercato i maggiori esperti e essi sono increduli, però a furia di cercare di usare vita e hanno certificato che Seulu in proporzione agli abitanti è la ida più longeva sul mondo. E tutte studiate naturalmente. Abbiamo la fortuna di avere tutto documento. Noi siamo accattati che i turisti venivano a bere la Blue Zone, ma si sono accattati che ci fosse un patrimonio territoriale turistico di birre, non fatti longevità, non fatti Blue Zone, ma scegliere come si va su menestrone, scegliere come si va ogni cosa legata a questa Blue Zone e quindi anche birra fastidiosa, fare una passellata, questo ci si narra da vita lenta.
Su traballo de comunicazione c'è uscito per su comune sti de meda importo poiché è traballau a sa parte turistica de Saida, appunto con Visit Seul. E uso seguiu su traballo, però de usa manniau puru. Mo è Visit Seul, grazie a, non fetti a Visit Seul, ma grazie a su traballo c'è uscito, Seul goditi de meda turistas stranieros, ci anti conosciu Saida grazie a questa cosa de sa Blue Zone. E uso fatto su traballo de fai conoscere a sa gente sardos, es italianos, ma estrangeros puro. Funte ribaus giapponesos, funte ribaus francesos, funte ribaus tedescos. Con Seco Museo è uscito un traballo differente rispetto a Visit Seul. Visit Seul tiene l'esigenza di essere istituzionale turistico, invece Seco Museo tiene di necessità di accompagnare i turisti a bere sa stidiosa, a bere scaddaia, a bere il suo patrimonio territoriale cideneuso noso. Seco Museo è nato nel 2001, però ha piegato poi grazie a collega Cedencio nel 2004. Io sono boccato nel 2011 e passo passo poi diventa su coordinatore. Seco Museo è una struttura museologica, nasce in Francia, si inventò Hugues de Varin e si differenzia da un museo, accanto a una struttura, un edificio, ci deve avere se due cosa catalogata e se la guida ti spiega esattamente da dove in questa cosa, in oggetti o quadri o potete essere ogni cosa, invece su nostro in un museo ce l'ha aperto. Per definizione è un patto con cui questa popolazione si piega a cura del suo gruppo territorio. Sarà di cieco o l'innai effetto ridondante, quindi l'ecco. Tutto questo non può essere piegato è sarto, ma deve essere condiviso a sa base con tutta la popolazione, se no non tiene la regione esiste secondo me. Noi adesso nel 2004 stiamo organizzando un metodo di attività. Inizialmente non fosse bene il bit, si poteva essere privilegiato naturalmente, un posto di traballo, un bid, ambio, quindi fu privilegiato. Poi a Bello ci ho fatto a coinvolgere tutte le popolazioni e poi ci stimano e ci aiutano in metas. E questa è una cosa rilevante, come tappo prima, su scopo di Seco Museo è a condividere tutto ciò che fa con la popolazione. Quindi i siti suggestivi sono i gruppi a Domo de Janas di Seul, fonti in una foresta secondaria che è stata tagliata tutto, rasa al sordo dei Sommini negli anni 50. Questa foresta è a Dolì, a 5 km di Seul, direzione Sadali. L'altro sito è Sa Fontana Sovredi. Seul è famoso meda per questa manifestazione senza d'Andalas, ormai è arrivata a 30 anni, e cui Sa Fontana Sovredi è organizzato sopra Ange Andalas, ce l'aveva a portare ogni 13 agosto più di 1000 persone. Un altro sito è Sa Fontana Perduto, accanto a una baracca, un capanno, e cui organizzato questa passillata a Muricata. A Muricata è questo termine che utilizzano i pastori per sfruttare tutto ciò che sa di sa tipo andare a pascere con i prepesi. Se essendo a Muricata, sto portando le pecore al pascolo notturno.
Fastidiosa pure fa parte del questo museo, nel senso che non è onata può da gestire. Fastidiosa è sta vicina più importante Saida, la prima donna. Tenevo la fortuna di 27 km con Mendoza, per noi sono meta importanti. Fino al 2004, quando è stato alluvione, fu meraviglioso, bellissimo proprio. E tutto si utilizzava per andare a Nadani voi. Io sono guida, poi ci occupiamo di ricerca sulle tradizioni agropastorali, organizziamo eventi, punti a Sanno. Il primo è la Rosa Badenti, o Sapeunia, a Arbili. Poi due su caso un Filici, luglio. Poi due su concerto trekking musica e paesaggio in Fastidiosa in notturna, è sempre a luglio a Canno. Poi due la passellata a Muricata, oggi, su 2 di agosto. Poi due Nuraghe sotto le stelle e poi due Procargius a dicembre. I vantaggi di vivere in vita nostra in Seulu, secondo me, sono in metas. Però, dopo prendi fatti, ci c'è vivere, ci c'è nasce. Naturalmente, andiamo in fuori, ci vivere è un po' difficile, poi è tutto più lento, tutto più tranquillo, tutto più sereno. Per me questo è un motivo di trasferire la vita proprio. Poi non manca nulla. Se sono abituato a non tenere rifornitori, quindi distributori, sono abituato a non tenere banco, ma tanti posti pago, sono abituato mentalmente sono abituato a fare scorta delle cose, quindi a viaggiare non si spanta, perché questa macchina viaggiavo, e in effetti è una questione di abitudine. Però comprendo pure che l'indieni di Devora che è difficile da abituare, cioè non ci si nasce a pesare un bid, è un altro discorso. Questa dopo una prima, grazie a Fastidiosa ne prendo un metas, sì, meta straniero puro, per 50-50% punti stranieri. Il problema, secondo me, è un'opportunità, sì. Sicuramente l'isolamento, se uno è in isola, non si isola, poi reba vita, è più bella vita, non due passas. Quindi, però diventa un'opportunità di puro. Un fattore meta importante è il fatto che la crescita dei posti per dormire, più di 250 posti letto di noi. E quindi questo non è spago, è un bel indice per una casa gente abita in Cieniti. Crasi è un dilemma purtroppo, poi è meta difficile a portare avanti questo lavoro. Noi con tanto sacrificio non ci siamo arrennesci e poi possiamo suonare che siamo arrivati. È meta più difficile per un giovane, poi deve ricominciare da nuda e piano piano si va a riconoscere. Però devo essere convinta, poco mentre si punti ponendo cose a noi, che questo lavoro tiene un futuro. Poi c'è meda interessi da parte degli architetti, da parte di meda gente che ha l'ibidi realizzata questa cosa che si pensano, disegnano e creano. Noi siamo in grado di fare, infatti gli artigiani sono in grado di fare questa cosa, questo lavoro. E quindi da questo lato siamo meda ricercati. Certo, buoni giovani, cominciare, si fa riconoscere e tutto, è un po' più difficile, però tengo la speranza che questa cosa non muori, anzi spero che arrivino i giovani e provino con coraggio, con passione, come abbiamo fatto noi. Noi siamo aiutati a me anche i social, ci siamo iscritti a tutti i social, è una cosa che non è sicuro, ma sa di una meta visibilità, hanno un progetto di cui vi parte, che si serie da mostras. Con questo progetto noi siamo andati a Milano, il tappeto fatto da noi sono andati a Milano, sono andati a Roma, alla Galleria di Roma, in cui hanno una meta visibilità. Su nomini di Saida Nostra è stato con noi in meta rivista, è stato posto in meta rivista,
e di questa cosa qui noi sono tanto beneficio, poi da voi anticicca o altri professionisti pure, e quindi è stato un percorso meda difficile, tortuoso, però con meda soddisfazioni, sì. Per questo vivuru e uso acabau, grazie a voi seguiu. Si torna a avere sta città che bene di quando un atto più nudo e poco a voce. Chi commenta sempre si bollesi sinallai eventi, su fatti, o conti, che pensai si possa essere da caballo o su scontai, scrivi una lettera su già su bogaboci.tv gmail.com. Poi tasi uso in noi plus che altro, poi intendi sa voce e deposatelo su.